Buona giornata telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona festa del 2 giugno e della festa della Repubblica. Sono in corso in tutte le città anche della nostra regione le celebrazioni di questo importante 80° anniversario. Parleremo nel corso del nostro telegiornale, ma cominciamo subito con la cronaca, con la notizia della tragedia che si è verificata nella serata di ieri a Cimadolmo, in provincia di Treviso, dove un ragazzo di appena 19 anni è morto annegato nel Piave dove si era tuffato. Per i dettagli su questa ennesima tragedia che vede protagonista il fiume Piave, la prima della stagione estiva di quest'anno, abbiamo in collegamento il sindaco di Cimadolmo, Giovanni Ministeri. Buongiorno sindaco. Buongiorno signora. Buongiorno. Ecco, che cosa è successo? Che informazioni avete avuto? Questo si tratta di un 19enne pakistano. Allora, in realtà è andato lì sul Piave da solo, ha fatto il bagno, però lei diceva prima che questi sono fatti che si verificano spesso. Noi cerchiamo sempre di controllare, di attenzionare quei luoghi dove vanno a ritrovarsi e tutto, però il fatto strano è che queste persone non conoscono il Piave. Il Piave è un fiume un pochettino particolare e va attenzionato. Io, come si sente dal dialetto, non è che sia di Cimadolmo, ma sono 40 anni che sto qua, sentivo parlare ai vecchi di fare attenzione. Anche il fatto che è successo è un pochettino grave, perché non è che c'erano correnti, non è che c'era un grande afflusso di acqua. Cioè, quel ragazzo lì, magari non conoscendo quello che è il fiume, quello che sono le buche, come vengono chiamate qua, la temperatura dell'acqua, sicuramente ha sbagliato e a farsi quel bagno lì. Quello che voglio dire è a tutti è di fare attenzione, dove c'è il divieto di balneazione, di cercare di evitare. Una motivazione c'è, un qualcosa c'è, e sta male, una comunità sta male quando vede un ragazzo di 19 anni morire così. Non va bene. Bisogna che noi anche attenzioniamo di più, cerchiamo di parlare con la gente, facciamo una qualsiasi cosa, ma ogni sbaglio a volte si paga. Se non si conosce il fiume, lo ripeto, se non si conosce il fiume è meglio evitare, è meglio evitare. Ecco sindaco, lo ricordiamo bene, anche l'anno scorso si sono verificate diverse tragedie simili e in collaborazione con la prefettura venne stilato anche un vademecum distribuito poi ai bagnanti, diciamo, in tutti i comuni rivieraschi, e ci fu anche l'intervento di volontari che andavano a fare proprio sensibilizzazione alle persone che durante l'estate cercavano refrigerio nel fiume. Peraltro, lo ricordiamo, è vietato fare il bagno. Ecco, quest'anno che cosa avete in programma di fare? Insomma, la stagione calda è appena cominciata. Noi abbiamo già iniziato con la polizia locale a cercare di attenzionare i posti dove sappiamo che vanno. E il problema non sono quelli del posto, bene o male capiscono la situazione e si fermano un pochettino, ma sono gli extracomunitari. Allora, quando uno va da un extracomunitario e dire guarda che c'è un problema, non ti fare il bagno, puoi stazionare, fai quello che vuoi, ma non lo fai, non riescono a capire, lo mettono in una situazione un pochettino diversa, come se fossero in posizione, cioè non fanno interessarsi. Cioè, la salute o la vita di una persona è sacra. Cioè, bisogna davvero lavorare su questo binario, che è un binario importantissimo. A volte il Piave è bello, c'ha le acque cristalline e tutto, ma il Piave è pure traditore. Il Piave, se sbagli, vai giù. Quando tu vedi per esempio l'acqua che è 50 cm, sono 3 metri, sono 3 metri e mezzo, e quando vai giù l'acqua è fredda, lo shock ce l'hai, e quando vai giù non vai più su. Ma tanti fatti sono successi nei tempi anche qua a Cimadolmo con i nostri anni, ma abbiamo iniziato, abbiamo capito di rispettare quel fiume. Lei deve immaginarsi che non c'erano correnti perché il deflusso è minimo. Se ci fossero state correnti, si immagini lei con le correnti, cioè queste persone devono capire. Ed è importantissimo. Noi controlleremo a tappeto tutti i giorni, ma a volte il pomeriggio, la sera, non possiamo stare H24. Io penso che un presidio da parte della polizia provinciale ci dovrebbe stare nei settori più particolari, perché i punti di ritrovo, i punti di raggruppamento sono quelli, si trovano lì, si fanno qualche bottiglietta di birra, si fanno qualcosa,
poi magari nell'allegria vanno a tuffarsi, lì è sbagliato, è sbagliatissimo. Certo, è pericolosissimo e purtroppo questo episodio ne è la drammatica testimonianza. Sindaco, grazie e naturalmente rinnoviamo l'appello. Peraltro ieri era anche una giornata, diciamo soprattutto verso sera, di brutto tempo, ci sono stati molti temporali e quindi è stato anche, come dire, abbastanza complesso il recupero del è pure corpo. Strano. Scusa se l'interrompo, è stato pure strano. Quello che vorrei dire io alle persone: fate attenzione, la vita è sacra, fate attenzione, non fidatevi e non fidatevi del Piave. Il Piave purtroppo è un fiume che è fatto così, non c'è nulla da fare. Grazie Sindaco, grazie per questo intervento. Avete visto nelle fotografie, intanto sono quelle che sono state realizzate dai Vigili del Fuoco, che con il nucleo sommozzatori di Venezia sono appunto intervenuti per recuperare il corpo del giovane, che era stato visto galleggiare da alcuni passanti che hanno dato l'allarme ieri sera intorno alle 20. La cronaca ora ci porta nel Bellunese con un episodio di violenza davvero feroce, che avrebbe potuto avere delle conseguenze ancora più gravi. A Belluno 6 giovani tra i 17 e i 20 anni sono stati identificati e denunciati per il brutale pestaggio di un uomo egiziano di 46 anni, pestaggio avvenuto proprio nel cuore della città. Aiuto! Aiuto! Aiuto la polizia! Il pestaggio brutale e scioccante, i fatti inequivocabili come le responsabilità penali attribuite al branco immortalato dalle telecamere di sorveglianza del centro città. 6 ragazzi fra i 17 e i 20 anni la notte del 22 marzo immotivatamente hanno aggredito e infierito selvaggiamente su un uomo di nazionalità egiziana di 46 anni, residente a Belluno. Sono le 3 del mattino in Piazza dei Martiri. L'uomo si trova davanti alla tabaccheria Falcomer quando casualmente incontra un gruppo di giovani. Non si sa se nasce un diverbio, fatto sta che la situazione precipita. Prima gli spintoni, poi l'aggressione. L'uomo tenta di allontanarsi, cerca di sfuggire al gruppo, ma viene raggiunto ancora. La fuga si trasforma in un inseguimento che termina in via Loreto. Qui, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, scatta il pestaggio più violento. Il 46enne finisce a terra e viene colpito ripetutamente con calci e pugni. Una scena agghiacciante che si interrompe soltanto quando un passante sente le urla di aiuto e interviene, mettendo in fuga gli aggressori. La chiamata al 113 e al 118 fa precipitare in via Loreto volante e sanitari del SUEM. Al pronto soccorso alla vittima vengono riscontrate lesioni al volto, alla testa e in varie parti del corpo. Le indagini della squadra mobile delle volanti si scontrano inizialmente con un muro di omertà che rischia di rallentare gli accertamenti, ma c'è un elemento decisivo. L'aggressione viene filmata da uno del gruppo e il video inizia a circolare su WhatsApp. Molti lo vedono, pochi reagiscono. Tra questi, provvidenzialmente, si distingue il comportamento di un giovane che sceglie di non voltarsi dall'altra parte. Grande collaborazione, e di questo mi pregio di dirlo per il bene della città, da parte di un altro ragazzo giovane, del padre, anche della polizia locale, ci ha dato una grossa mano. Abbiamo recuperato il video e la squadra mobile poi è riuscita a identificare tutti e 6, l'ultimo è tra l'altro proprio in questo weekend. I ragazzi, solo uno gravato da precedenti, sono tutti bellunesi e di famiglie normali. L'accusa per tutti è di lesioni aggravate in concorso. Nei prossimi giorni scatteranno anche i DASPO urbani disposti dal questore, perché il fatto è gravissimo e non può essere minimizzato. In questo caso vado un po' oltre, dobbiamo anche dare dei segnali seri, credibili e anche duri in qualche occasione. Manca la consapevolezza assoluta del disvalore delle azioni o del fatto che ogni azione corrisponda, come la legge di Newton, a una reazione uguale e contraria. Ci troviamo di fronte a ragazzi che non capiscono che non si tratta più di una bravata, ma si tratta di fattispecie di reato. Le conseguenze sono le denunce poi nella procura dei minori e quella ordinaria, e quindi cambia un po' il percorso anche della loro vita. Le indagini sono tuttora in corso, gli elementi a carico del branco di un certo spessore. Le conseguenze per il 46enne lievi, ma è stata una casualità. In quel tipo di aggressione, cioè colpendolo mentre uno è a terra con calci e pugni, può essere un problema se si trova un cardiopatico o se
involontariamente poi batte la testa e muore. Anche su questo non abbiamo trovato nei ragazzi una consapevolezza della gravità del fatto e delle conseguenze ancora più gravi che poteva avere. Questo dunque è quanto accaduto a Belluno. Da Belluno andiamo nel Vicentino, a Cassola, con la violenta rapina che ha visto il proprietario affrontare i ladri che l'hanno ferito alla testa. Sto anche abbastanza bene, penso che sia normalissimo per chiunque accada queste cose di avere dentro di me una paura di affrontare anche la mia abitazione adesso. E ancora tanto il senso di paura e angoscia che attanaglia Claudio Vettorazzo, l'imprenditore 62enne, vittima di una violenta rapina nella sua abitazione di via Papa Giovanni XXIII, a 2 passi dal centro di Cassola. Vettorazzo era rientrato dal suo capannone di carpenteria metallica accanto alla casa dove vive, quando, dopo aver aperto le finestre delle camere, scendendo nell'interrato per gettare le immondizie, si è trovato davanti un individuo con il volto coperto da un passamontagna armato di cacciavite che l'ha minacciato. Il 62enne non ci ha pensato 2 volte, gli si è avventato contro per difendersi proprio quando è apparso il secondo soggetto e nella colluttazione ha rimediato 2 tagli profondi alla testa. Vedere delle persone che entrano in casa senza motivo, senza niente, trovartelo davanti, una situazione me lo so trovato io su un giroscale dove ero come in gabbia, l'ho affrontato subito senza pensare a cosa o come. Lei ha rischiato grosso, infatti. Lo so, mi sono reso conto quando la seconda mi ha detto ti uccido e là ho solo pensato di scappare. Lei è riuscito anche a togliere il passamontagna a uno di loro. Lo riconoscerebbe? No, fatica perché in quell'istante mi ha buttato a terra dopo. Una volta in strada, Vettorazzo sanguinante, si vedono ancora le macchie, ha gridato chiedendo aiuto, ha provato a fermare una Volvo grigia che stava passando senza rendersi conto che era proprio l'auto della banda guidata da un terzo complice. I rapinatori sono saliti e si sono diretti verso est. È emerso che nella stessa sera i malviventi avevano preso di mira altre abitazioni della zona. Ora i carabinieri stanno svolgendo le indagini, hanno già appurato che la targa della Volvo appartiene a un altro veicolo rubato in precedenza. E se si chiede a Claudio Vettorazzo se lo rifarebbe, lui risponde: non so se lo rifarei sì o no, penso di sì, però sai che metti a rischio la tua vita. Ed ancora cronaca, un uomo è morto dopo essere precipitato con il parapendio a Malcesine nel Veronese. La tragedia è avvenuta durante un volo decollato dal Monte Baldo, un'area molto frequentata dagli appassionati. Il pilota, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del parapendio e si è schiantato, restando ucciso sul colpo. Inutili i soccorsi intervenuti con l'elicottero. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. E andiamo ora nel veneziano, a Oriago, con l'intera comunità sotto shock per la morte del fotografo Massimo Pangallo, centauro 50enne residente alla Gazzera, morto in uno schianto in moto lungo la Triestina. Max era di compagnia, ti faceva ridere sempre, sempre. C'è chi lascia dei fiori, chi un bigliettino. Oriago è sotto shock per la morte del fotografo Massimo Pangallo, il centauro 50enne residente alla Gazzera che domenica sera ha perso la vita sul Montirone in sella alla sua moto, lungo la Triestina. A parlare l'ex cognata Valentina Quaggio, titolare del negozio di frutta e verdura insieme alla sorella Elena, ex fidanzata di Massimo, che tra le lacrime lo ricorda come una persona speciale. Chiedete di lui qui intorno, ci dice con la voce rotta dal pianto, e sentirete quello che diranno. A Oriago, infatti, dove Massimo lavorava da oltre 20 anni e il suo studio 5 era un punto di riferimento grazie alla passione per la fotografia ereditata da papà Mario, tutti lo ricordano per il suo sorriso e la sua disponibilità, in primis chi lavorava accanto a lui. Ci hai lasciato sgomenti, la tua perdita è importante e purtroppo
Faremo di tutto per ricordarti ogni giorno, se non altro per la gentilezza e la cortesia che ci hai sempre dimostrato. Era disponibile, sempre disponibile, un bravo ragazzo, se avevi bisogno di qualcosa, come ripeto, era sempre disponibile. Lo conoscevo da una vita sia lui che suo papà e mi dispiace tantissimo, ci è rimasto proprio, ci è rimasti questa mattina alla notizia, ci è rimasti veramente male, ma veramente male. Ho portato un biglietto per la vicinanza, diciamo, al papà. È un dispiacere grande, grandissimo, perché è come fosse mio figlio. L'ho conosciuto da ragazzino, dall'epoca delle scuole medie. Non ci sono parole, perché la perdita di un figlio non ha eguali, assolutamente. E da mamma, puoi immaginare, mi immedesimo in loro e non so, non ho veramente parole per dire quanto grande possa essere il dolore e quello che è successo. Vicinanza alla famiglia anche dal sindaco di Mira, Marco Dori. A Oriago, chi non era passato da lui per una fototessera o per un albo dei ricordi, quindi veramente una sorpresa, una notizia che ha lasciato tutti con l'amaro in bocca, tantissime dimostrazioni d'affetto. Era veramente un ragazzo solare, molto amato, professionale. Pangallo stava rientrando da Jesolo in sella alla sua moto, altra grande passione oltre a quella della fotografia, quando, complice l'asfalto bagnato, ha perso il controllo e sbandando ha colpito un'auto. Il cinquantenne è stato sbalzato per molti metri dalla sella, un impatto talmente violento che quando i sanitari del SUEM sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso. Massimo viveva da solo alla Gazzera, la data dei funerali non è ancora stata fissata. Ed un altro motociclista di 53 anni è stato salvato dai vigili del fuoco, era finito con la moto nel fiume Bacchiglione. Provvidenziale appunto l'intervento dei pompieri. Aggrappato alla riva del Bacchiglione nel buio della notte, nella speranza che qualcuno lo salvasse dopo essere finito nel fiume con la sua moto. È l'incubo vissuto ieri sera a Ponte San Nicolò da un uomo di 53 anni, uscito autonomamente di strada mentre percorreva l'argine in moto, finendo nelle acque del Bacchiglione. L'allarme è scattato intorno alle 22:40 in via Marchioro. A individuarlo sono stati i vigili del fuoco di Padova e i sommozzatori arrivati da Venezia. Il Centauro era in acqua, aggrappato alla riva in una zona impervia e ricca di vegetazione. Il recupero si è rivelato infatti particolarmente complesso a causa del terreno scosceso e del buio. I soccorritori per salvarlo hanno utilizzato tecniche speleo-alpino-fluviali e corde di sicurezza dopo aver creato un varco tra la vegetazione. Una volta raggiunto, il 53enne è stato immobilizzato su una barella e affidato cosciente alle cure del suo 118. Sul posto anche i carabinieri di Ponte San Nicolò per tutti i rilievi del caso. Torniamo a Teglio Veneto oggi, dove l'intera comunità si è stretta alla famiglia di Dario Vazzoleri, il 65enne morto nell'esplosione della sua abitazione. Domenica scorsa, sentiamo. Questo boato così forte. Teglio Veneto si è svegliata avvolta dal dolore e da tante domande ancora senza risposta, all'indomani della tragedia avvenuta domenica mattina in via Viola. Erano da poco passate le 9 quando un'esplosione violentissima ha scosso l'intero paese. Un boato percepito a chilometri di distanza che ha segnato in pochi istanti il destino di un uomo. La vittima è Dario Vazzoler, 65enne, ex dipendente bancario. L'uomo è stato scaraventato fuori dall'abitazione per una ventina di metri, mentre l'edificio è stato sventrato. Le immagini raccolte dalla nostra troupe raccontano una casa spezzata, divisa a metà, muri collassati, stanze esposte, oggetti personali proiettati all'esterno. Tra le macerie si distinguono mattoni, pannelli isolati, mobili distrutti e oggetti quotidiani, comprese alcune scarpe finite tra i detriti. Stavo andando a messa e ho sentito questo boato, però pensavo che fosse qualcosa, perché siccome sopra casa mia passano sempre gli aerei, quelli americani, eccetera, e per cui pensavo che fosse qualcosa del genere, non sapevo che fosse stato questa disgrazia, diciamo, questo boato così forte per distruggere una casa e soprattutto la perdita di lui in pratica. In base ai primi accertamenti, ancora in fase di verifica, l'origine dell'esplosione potrebbe essere legata a una scintilla generata dall'interruttore della porta del garage.
che avrebbe innescato l'esplosione di una bombola di gas presente all'interno. Il 65enne si trovava proprio nelle immediate vicinanze del punto in cui si è verificato lo scoppio. Le conseguenze sono state purtroppo fatali. A chiedere aiuto è stata la moglie, che al momento dell'esplosione si trovava al piano superiore ed era presente anche il giorno seguente sul posto insieme ai 2 figli, impegnata a recuperare alcuni detriti ancora sparsi all'esterno dell'abitazione. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri della compagnia di Portogruaro, che stanno conducendo tutti gli accertamenti. L'ipotesi principale al momento resta quella di un incidente domestico, una tragedia improvvisa che lascia una casa distrutta, una famiglia spezzata e un'intera comunità ancora sotto shock. Torniamo a parlare ora di zona rossa a Treviso, in attesa del vertice in prefettura che è stato convocato per domani con il comitato ordine e sicurezza. Zona rossa che, lo ricordiamo, ancora scadrà domenica prossima. Sono stati rafforzati intanto in città i controlli della polizia locale in quel quadrante di Treviso al centro appunto degli ultimi episodi di violenza. Intanto si infiamma il dibattito politico sul futuro e sull'utilità del dispositivo. Ieri sera a Ring, ospite il sindaco di Treviso Mario Conte, che è stato protagonista anche di uno scontro, diciamo, a distanza con l'avvocato Fabio Crea di Fratelli d'Italia. Sentiamo un estratto. E soprattutto la politica non deve né spettacolarizzare né sminuire, no? Cioè, nel senso che la politica è abituata, lo dicevamo anche prima, a fare un po' di show. Ecco, quando si parla di questi temi dobbiamo essere tutti molto responsabili, perché ci sono persone che stanno investendo, ci sono persone che scelgono o non scelgono di venire a vivere a Treviso, di aprire un'attività a Treviso, quindi dipingere la città come in realtà non è. E non lo dice il sindaco, è un po' richiamando anche il post che ho voluto fare oggi, perché sono stato attratto da un paio di giorni da commenti di ogni tipo, molto politici, alcuni sfoghi di cittadini, ed è giusto che sia così e sarà anche mia cura farmi portavoce delle loro preoccupazioni. Però la politica, secondo me, ha assunto delle posizioni francamente imbarazzanti. Allora, c'è il centro-sinistra che chiede volontari di strada, che chiede di incrementare i percorsi formativi e percorsi di integrazioni. C'è invece il centrodestra che chiede l'esercito, il presidio fisso. Io credo che Fratelli ci voglia d'Italia nello specifico. Non vado male a dire Fratelli d'Italia, anche perché in realtà è una piccola parte di Fratelli d'Italia che è animato, Davide Cambra, animato da una parte che milita all'interno del circolo, perché poi con il resto del gruppo di Fratelli d'Italia in realtà condividiamo, partecipano alle riunioni in maggioranza, cioè, quindi non posso dire che è un attacco di Fratelli d'Italia, però ci sono delle posizioni che, come è stato anche in passato, sono abbastanza pretestuose e soprattutto hanno altri scopi al di là della sicurezza, e mi pare evidente che ci sia qualcuno che puntualmente attacca il sindaco per altri motivi che non sono Lei legati. parla di Fabio Crea, ovviamente. Sì, ma voglio dire, mi pare abbastanza evidente, Fabio Crea e il suo circolo, però sono posizioni che sono assolutamente rispettabili e che io ascolto e cerco anche di cogliere il meglio delle loro osservazioni, però ormai hanno perso anche un po' di credibilità. Buonasera Crea, allora ci dica. Buonasera. No, ho sentito, mi hanno avvisato, purtroppo sono all'estero, e mi hanno avvisato dell'intervento del sindaco Conte in TV, ho ascoltato alcune battute. Sinceramente c'è da fare alcune puntualizzazioni, perché essere attaccato in questo modo, sinceramente non sono io quello che attacca strumentalmente il sindaco, come ha detto lui. Io non ho nessun interesse strumentale, sono un cittadino, un residente che vive tutti i disagi di quella zona. Non ho secondi fini, perché fortunatamente il sottoscritto da 30 anni vive della sua professione e non ha certo bisogno di strumentalizzazioni politiche, né per visibilità né per altri fini.
Quindi quando il sindaco si riferisce a me parlando di strumentalizzazione sbaglia certamente l'interlocutore. Allora il nome Fabio Crea l'ho detto io in realtà, però insomma più o meno si capiva, no? Beh, il sindaco non ha mica detto di no, ha parlato del mio circolo, io non ho nessun circolo. Se ci sono delle persone, politici o cittadini, che vedono in me un punto di riferimento, quello può essere dato da tante situazioni, in particolar modo il fatto di dire le cose come stanno, soprattutto per quanto riguarda i cittadini residenti in quella zona, che io ho attenzionato al sindaco anche privatamente e soprattutto privatamente in epoca molto precedente, parliamo già del settembre del 2021, dove avevo rappresentato la stessa situazione che si è verificata alla ragazza in Riviera. Avevo evidenziato che c'erano delle problematiche esattamente quelle che si sono verificate l'altra sera, ed era il settembre del 2021, e lo vivevo sulla mia pelle, o meglio sulla pelle della mia famiglia, di mia moglie, delle mie figlie. Quindi non è vero che non ci sia stata una sollecitazione in passato anche attraverso le forme istituzionali, anche perché al mio partito nel settembre 2021 avevo fatto delle proposte concrete. Detto questo, volevo anche puntualizzare una cosa, perché nell'ultimo intervento che sono riuscito a sentire si diceva che non si possono avere presidi fissi in tutte le parti della città. Certamente, però io mi ricollego alle parole dell'attuale sindaco, allora capo dell'opposizione, che il 18 ottobre del 2017 chiedeva presidi fissi in Vicolo Rioli, Piazza Giustiniana e Via Roma, cioè le zone più sensibili di delinquenti, anzi di bivaccatori e ubriaconi, esattamente quelli che continuano a essere presenti in quella zona. Ecco, questo dunque il botta e risposta tra il sindaco di Treviso, Mario Conte, e Fabio Crea di Fratelli d'Italia ieri sera nel corso di Ring. Intanto, proprio a proposito di Maranza, questi giovani spesso di seconda generazione che sono accusati di essere responsabili di molti di episodi, si sta organizzando un evento al Palaverde di Villorba. Sarà sabato 13 giugno ed è dedicato soprattutto ai ragazzi. Ad organizzarlo la comunità marocchina. L'hanno già battezzato evento anti-Maranza, quello organizzato dalla comunità marocchina per sabato 13 giugno al Palaverde di Villorba, una giornata di festa e cultura rivolta soprattutto ai giovani marocchini in Italia. Ci saranno artisti ma anche uno psicologo per allacciare un rapporto con quei ragazzi che hanno comportamenti fuori dalle righe. Ad organizzare l'evento Abdallah Khezraji, referente storico delle comunità di immigrati, mediatore culturale che parla a nome dei tanti connazionali che vivono qui da decenni, sono integrati e si comportano bene. Ovvio che sarà un evento anti-Maranza, nel senso che chi viene da noi non deve essere un delinquente, non deve essere un ragazzo fuori binari, quindi per noi è importante sottolineare questo. Quindi questi ragazzi che sono dei delinquenti non ci rappresentano per niente e devono assolutamente essere responsabili per i loro atti. Quindi Treviso è una città in cui noi viviamo, ci ha dato molto, la rispettiamo la loro, la bellezza di Treviso, e quindi noi siamo molto incavolati per quelle che si comportano male. Episodi di violenza che accomunano tante città della nostra regione. A Venezia il questore insiste sulla lotta al contrasto dello spaccio di droga dopo le recenti risse e accoltellamenti che si sono verificati tra Venezia e la terraferma. Devo dire che si conferma questa una piazza importante, purtroppo, per quanto riguarda lo spaccio e il traffico di stupefacenti, ma si conferma anche
che abbiamo una squadra di investigatori molto attrezzata, per cui stiamo avendo dei risultati positivi di cui mi compiaccio. A pochi giorni dalla maxi operazione della polizia che ha portato all'arresto di 8 persone e al sequestro di quasi 8 kg di cocaina tra Mestre Venezia e Marghera, il questore Sbordone torna a fare il punto sulla questione sicurezza, in particolare alla luce delle recenti risse tra Laguna e Terraferma. Abbiamo avuto dei fenomeni anche di aggressioni violente anche in altri siti, però anche lì abbiamo dato una risposta positiva e naturalmente non abbiamo risolto il problema perché che poi gira sempre intorno al fenomeno della droga. Questo è notorio e mi è chiaro e quindi su quello dobbiamo battere, dobbiamo insistere appunto nelle attività di contrasto alla droga, contrastando lo spaccio di droga, contrastiamo sicuramente anche questi fenomeni di microdelinquenza e anche i fenomeni di violenza. Come è accaduto in Calle del Sale a Mestre, quando una lite furibonda tra 2 ragazzi stranieri armati di coltello sarebbe potuta finire in tragedia. Erano davanti ai tavolini delle Squina Deluxe e improvvisamente hanno iniziato a urlare e minacciare, rovesciando anche diversi tavolini. Poi sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Il questore però, anche grazie alle misure prese negli ultimi tempi, evidenzia. La situazione è migliorata, tuttavia c'è una fascia di popolazione, come dire, che vive ai margini, perché è dedita a sostanze, perché è dedita all'alcol, perché comunque non è inserita e che effettivamente poi di tanto in tanto determina episodi come quelli che sono successi anche recentemente. Lo sforzo deve essere quello di stare naturalmente presenti. Dobbiamo partire sempre da un'analisi del fenomeno, del quando si verifica, del dove si verifica, per stare dove è necessario, perché come capita talvolta noi ci siamo, ma siamo appunto da un'altra parte e quindi dobbiamo, o temporalmente o come spazi, dobbiamo lavorare anche su questo. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Oggi 2 giugno, festa della Repubblica, 80° anniversario di un voto che ha segnato la storia del nostro paese. Per parlare dell'importanza di questo anniversario abbiamo in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, il professor Marzio Favero, docente di filosofia e scienze umane al liceo veronese di Montebelluna, volto noto perché già sindaco, consigliere regionale e insomma esponente di primo piano della vita anche politica della nostra regione. Professore, è un anniversario speciale quello di quest'anno della festa della Repubblica, 80 anni che come ha sottolineato proprio poco fa il Presidente della Repubblica Mattarella celebrando il 2 giugno ai Fori Imperiali, è una data che segnò un atto di libertà senza precedenti, una libertà che forse è importante ricordare quanto dobbiamo tenercela stretta, no? Forse i più giovani stanno dimenticando anche quanto è accaduto 80 anni fa. Allora, la libertà è come la salute, ci si rende conto di quanto è importante quando la si perde. Diceva Calamandrei che il vero risultato dell'esperienza resistenziale era stato proprio il 2 giugno del 46, quando accaddero 2 cose contestualmente. La prima fu la scelta della forma dello Stato, la Repubblica anziché la monarchia. La seconda fu l'elezione dell'Assemblea Costituente. E la Costituzione, secondo Calamandrei, non è una carta che può essere lasciata lì. Va alimentata ogni giorno, studiata e trasformata in azioni concrete per renderne possibile l'attuazione. In modo particolare il pilastro, secondo Calamandrei, era l'articolo 3. Quello che dice che non basta garantire l'eguaglianza formale fra i cittadini come accadeva nello Stato di diritto ottocentesco, il modello borghese, ma bisognava rimuovere tutti gli ostacoli che consentono il progresso della vita civile a tutti i cittadini.
E sotto questo aspetto la nostra Costituzione ha funzionato benissimo, garantisce l'educazione universale, garantisce i servizi sanitari a tutti, anche ai più umili, non nega le cure tumorali a nessuno. Ma quando parliamo di questo evento non dobbiamo considerarlo un evento che appartiene solo alla ritualità civile, dovrebbe appartenere alla formazione, alla memoria personale di ognuno di noi, memoria non storia, perché la storia è una disciplina scientifica importantissima, ma la memoria è quella parte di noi che ci garantisce un'identità individuale e collettiva e ci dà le istruzioni su come dovremo muoverci oggi. E quindi ricordare il 2 giugno oggi è importante non per la data formale dell'80° anno, ma per ricordarci quei valori che dovrebbero guidare la nostra vita civile in un momento in cui, ahimè, sul piano internazionale vediamo il ritorno dei nazionalismi sotto le mentite spoglie dei sovranismi, vediamo il riaprirsi delle tendenze alle forme di autoritarismo che vanno assolutamente contrastate. Vi ricordo che, come diceva un grande montebellunese, partigiano, Guido Bergamo, ma che era stato anche eroe durante la Prima Guerra Mondiale, il fascismo era una deformazione del carattere. Hannah Arendt ha detto che il fascismo non è stato un totalitarismo come il comunismo o il nazismo, che erano delle ideologie e come ideologie sono morte. Ma proprio per questo il fascismo è più pericoloso, perché è un totalitarismo, a mio avviso, senza bisogno di avere una ideologia. È quella disposizione cognitiva che pensa che le idee si possano imporre con la prepotenza anziché col confronto fra i fatti e con le altre persone. Uno dei significati reconditi dell'esperienza resistenziale su cui si discute di meno è quello dell'esperienza che hanno fatto i resistenti assieme fra di loro. Me ne parlavano 2 partigiani veri, la nostra Tina Anselmi e Elio Fregonese, che fu del PC e fu anche il primo segretario dell'Istituto della Storia della Resistenza e Società Contemporanea della Marca Trevigiana. Quello che si cementò fra i resistenti fu il senso di un rispetto reciproco, anche se avevano idee politiche fra di loro diversissime. Pensate che c'erano assieme democristiani, liberali, comunisti, socialisti, repubblicani, ex fascisti, insomma una congerie di persone che hanno capito che il futuro doveva essere quello del rispetto reciproco. Quando oggi accendiamo la televisione e vediamo politici che si insultano, significano che non hanno capito né il senso dell'esperienza resistenziale che ci ha regalato la transizione alla Repubblica, né il portato dell'educazione alla democrazia che dovrebbe caratterizzare tutti i cittadini del nostro paese. Certo. Sottolineo che in quel 2 giugno votarono non solo gli uomini, ma anche le donne, che anzi erano in maggioranza, donne che parteciparono attivamente all'esperienza della resistenza e quindi si hanno conquistate il diritto di votare. Peraltro con una partecipazione straordinaria, no professore? Votò più dell'89% degli italiani, i dati che oggi ci sogniamo, no? Visto lei adesso è docente, quindi ogni giorno ha a che fare con i giovani, con i ragazzi, si parlava di questi valori universali, del voto delle donne. Quanto i ragazzi e le ragazze di oggi sono consapevoli di questo? I ragazzi di oggi hanno quell'apertura e quella curiosità che caratterizza i giovani da sempre. Io non condivido affatto le idee catastrofiste, le interpretazioni sul fatto che oggi i giovani sarebbero distratti. Semplicemente hanno uno stile cognitivo diverso, anche perché utilizzano i nuovi mezzi social che consentono e internet che consentono di accedere rapidamente alle informazioni. Avrebbero bisogno di recuperare uno spazio di confronto con gli adulti. Perché? Perché la tradizione significa letteralmente la consegna, è una consegna di saperi che appartengono alla storia della nostra comunità. Non è possibile se non c'è un dialogo fra le diverse generazioni. Io vedo che i ragazzi, quando si toccano questi temi, sono non attenti, di più, e anche dimostrano una sensibilità, una capacità critica che è assolutamente interessante. Ecco, diciamo che forse avrebbero bisogno di poter avvicinare questi argomenti in modo più coerente con quello che è il compito dell'istituzione scolastica, quello di offrire una versione critica, un atteggiamento critico quando si affrontano certi temi, non di vedersi propinare una serie di slogan buonisti o cattivisti a seconda dei gusti che lasciano il tempo che trovano e annoiano.
Sotto questo aspetto probabilmente sarebbe interessante che ai giovani fosse data la possibilità di confrontarsi con storici autorevoli, ma anche di poter leggere le testimonianze di chi l'esperienza della Resistenza l'ha vissuta direttamente. E lo dico in un momento in cui qualcuno sembra voler sdoganare le memorie di chi era dall'altra parte. Allora, la riconciliazione civile la si fa con l'ammissione dei torti e non con il soprassedere. Purtroppo dopo il 2 di giugno del 46, il 22 giugno 46, venne proclamata l'amnistia Togliatti. Serviva per ridare agibilità politica e civile a tutti coloro che erano stati nei ranghi del fascismo, cosa che ha portato molte persone, troppe persone, a essere impunite. Queste persone non hanno pagato le loro complicità con il regime. E questo ha fatto sì che nella nostra memoria nazionale non si sia mai fatta chiarezza sul fatto che milioni di italiani hanno aderito a un regime che era totalitario e violento e criminale soprattutto. Io vorrei ricordare, perché c'è qualcuno che forse cerca di dimenticarlo anche per esigenze politiche immediate, che il fascismo fu criminale quando partecipò alle elezioni attraverso lo squadrismo, nel 22 con la marcia di Roma che il re avrebbe dovuto arrestare, cosa che non fece, con l'uccisione di Matteotti, con le leggi fascistissime, con l'attacco all'Etiopia condotto con una brutalità senza limiti, con l'adesione alle leggi razziali, con il ritorno in guerra nel 40 che è costata la vita a 450.000 italiani, 500.000 di italiani più probabilmente, e con la decisione finale da parte di Mussolini di dar vita alla Repubblica Sociale Italiana, che fu, a dispetto di quanto ha scritto lo storico De Felice, una repubblica fantoccio che inaugurò una delle guerre più terribili che abbia segnato la storia del nostro paese, la guerra civile, la guerra di italiani contro italiani, che ha lasciato ferite nelle memorie di troppe famiglie. Ora, non voler prendere atto del fatto che la transizione alla Repubblica ha significato liberarsi dalla figura di una monarchia compromessa col regime e non voler prendere atto che la nostra Costituzione è un patrimonio importante è un errore fondamentale. La nostra Costituzione va studiata e anche criticata se necessario, perché il problema non è ritenere la Costituzione come un testo sacro. La prima parte, quella dei diritti, è senz'altro fondamentale e intoccabile. È il frutto di una sintesi fra i valori dei repubblicani, dei liberali, quelli dei cattolici e quelli dei socialisti. E credo sia un capolavoro giuridico sul piano internazionale. Sul piano delle organizzazioni istituzionali invece i pareri possono essere diversi. Io vi ricordo che già all'epoca un grande veneto, Silvio Trentin, e un grande sardo, Emilio Lusso, dissero che i costituenti erano stati troppo morbidi nel cercare di attenuare la concentrazione di potere che apparteneva allo Stato. Stessa considerazione che ha fatto lo storico Claudio Pavone, oppure che ha espresso in un romanzo breve Italo Calvino in Una giornata da scrutatore. Cioè noi abbiamo conservato un'impostazione statale che fu prima sabauda e poi fascista, e siamo riusciti solo a attenuarne il peso con un regionalismo molto moderato. Vi ricordo che quando sono state adottate le regioni ci sono voluti 20 anni perché entrassero in esercizio e ancora oggi si discute sulle loro funzioni. Per gli autori che vi ho citato, in modo particolare Trentin e Lusso, sarebbe stato meglio lavorare per dare un'articolazione federale allo Stato. Diceva Emilio Lusso che la resistenza, quel movimento che ha consentito agli italiani di tornare a muoversi sul piano internazionale a testa alta dopo l'esperienza brutale del fascismo, fu un movimento soprattutto regionalista e autonomista. Io credo avesse ragione e quindi la Costituzione è un patrimonio importante sul quale si dovrebbe lavorare però con lo spirito dei padri costituenti. Mi certo, che 80 anni fa quindi ci hanno lanciato questo importantissimo messaggio. No? Professore, io la ringrazio davvero per essere stato con noi e per averci offerto queste interessanti riflessioni. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie. Se mi permette, vorrei invitare i trevigiani a andare oggi a un appuntamento culturale che è promosso dall'Istituto Storico della Resistenza e si terrà presso la sala del Museo Santa Caterina, se non ricordo male. È un intervento dedicato al 2 giugno nella Marca trevigiana.
Grazie, senz'altro, volentieri lo ricordiamo. Peraltro, insomma, questa mattina siamo stati presenti alle celebrazioni, questa sera nel corso dei nostri telegiornali le faremo vedere. Grazie professor Favero, buona giornata e buon lavoro. Buona festa della Repubblica a tutti. Grazie, grazie. Noi ora continuiamo con la cronaca che ci porta a Vicenza, dove si è deciso di potenziare il servizio dei vigili di quartiere. L'obiettivo dell'amministrazione è proprio quello di arrivare ad avere un agente di quartiere che diventi proprio riferimento per il territorio. Vediamo. Deterrenza e visibilità nei luoghi dove c'è maggiore afflusso cittadino, dai mercati alle scuole ai parchi, vigili di quartiere i cui presidi saranno potenziati con orari programmati in 2 turni, mattina e pomeriggio, per dare copertura a tutti e 10 i quartieri nell'arco della settimana in maniera sistematica, venendo incontro alla richiesta dei cittadini di presidio sul territorio. Obiettivo dell'amministrazione è quello di arrivare alla figura di riferimento di un vero e proprio agente di quartiere. Noi garantiamo settimanalmente a rotazione la presenza degli agenti di quartiere in tutti i quartieri della città. È chiaramente un lavoro, un work in progress che va modificato, rata, integrato sempre successivamente in modo da implementare ore di servizio sempre in misura maggiore. Certo che si vorrebbe arrivare alla cosiddetta fidelizzazione, cioè praticamente a garantire sempre il medesimo agente e sempre nello stesso quartiere. Questo è un obiettivo in futuro che ci si prefiggerà. Nel frattempo cerchiamo sempre di migliorare il nostro servizio, la prossimità col cittadino, che è fondamentale per noi, ma soprattutto anche con l'aggancio ora con i consigli di quartiere ci permette anche di andare a verificare quelle segnalazioni, quelle comunicazioni che lo stesso Consiglio di quartiere ci trasmette. L'obiettivo è quello di avere una presenza programmata in tutti i quartieri della città, mattina e pomeriggio, da parte degli agenti della polizia locale. In questo modo vogliamo che si crei sempre di più un legame diretto fra la cittadinanza, chi abita in tutti i quartieri della città, con gli agenti della polizia locale. Se dovessimo riuscire anche nei prossimi anni ad implementare ulteriormente l'organico della polizia locale, l'obiettivo è quello di creare un legame sempre più diretto fra gli agenti e i cittadini, proprio avendo un vero e proprio agente di quartiere. Sicurezza che si mette in campo su più fronti, anche attraverso i quartieri, la partecipazione dei cittadini e la promozione di nuovi gruppi di vicinato. Il controllo di vicinato è uno strumento che sta funzionando da diversi anni, però ce ne sono pochi, quindi l'istituzione di ulteriori gruppi, ma soprattutto l'opportunità poi di poter far sedere all'interno del consiglio di quartiere un coordinatore referente di tutti i vari gruppi, perché l'obiettivo è quello di avvicinare il cittadino un po' tutte le problematiche, cercare di discutere insieme con loro quelle che sono un po' le esigenze di ogni singolo quartiere, tant'è vero appunto che i consigli di quartiere hanno questo come principale obiettivo. Autoerotismo su un autobus davanti a una ragazzina di 15 anni, clochard fermato dai carabinieri. Sarebbe salito a bordo di un bus MOM all'altezza dell'ospedale Cafoncello, addosso pantaloncini del pigiama ed una maglietta. Il 75enne, un clochard ex camionista originario della provincia di Foggia, da tempo nella Marca, ha addocchiato una quindicenne che viaggiava da sola, iniziando a molestarla. L'uomo si sarebbe avvicinato alla giovane e si sarebbe abbassato i pantaloncini compiendo atti osceni e rivolgendo le frasi volgari. La ragazza, terrorizzata, è riuscita ad allontanarsi e a sedersi vicino ad un'altra passeggera per chiedere aiuto. Immediatamente la donna ha chiamato il 112 spiegando quanto stava accadendo. Così, quando il bus è arrivato alla fermata della stazione ferroviaria, l'uomo è stato fatto scendere ed arrestato dai carabinieri. Il 75enne non è nuovo a questi atti, ha alle spalle diversi precedenti anche specifici. Nel 2024 aveva già patteggiato una condanna per atti osceni in luogo pubblico e a partire dal 2002 era stato segnalato e denunciato numerose volte alle forze dell'ordine per episodi analoghi. Il suo legale, l'avvocato Enrico Villanova, non esclude di richiedere a breve una perizia psichiatrica volta ad attestare le reali condizioni mentali dell'uomo al momento del fatto e la sua capacità di stare in giudizio. Per ora però il 75enne resterà dietro le sbarre del carcere di Santabona. L'arresto è stato convalidato. Il legale potrebbe chiedere un provvedimento meno afflittivo se un familiare accettasse di poterlo ospitare a casa.
È salito a 41 il numero delle persone sotto osservazione e sottoposte a profilassi in seguito al caso di rabbia canina scoppiato a Vittorio Veneto la scorsa settimana. La notizia arriva dal gruppo di lavoro composto dai diversi comparti coinvolti nell'emergenza voluto dalla sindaca Mirella Balliana, e se sono cresciute le persone rimangono invece stabili a 10 i cani in isolamento sanitario nel canile di Ponzano. Infine il sindaco ricorda che entro le prossime 2 settimane tutti i cani presenti nel territorio di Vittorio Veneto dovranno essere vaccinati a carico dei proprietari, così come gatti e furetti, animali che sono maggiormente esposti al contagio. Ci sono i numeri a disposizione naturalmente per tutte le informazioni. E torniamo ora all'attentato al giornalista di Enego Adriano Cappellari, che è stato al centro del Comitato Ordine e Sicurezza che si è svolto in prefettura a Vicenza. L'attentato intimidatorio avvenuto nella tarda serata di sabato ai danni del giornalista Adriano Cappellari all'esterno della sua abitazione di Enego continuano le indagini dei carabinieri. Gli uomini dell'Arma stanno acquisendo altre immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire all'identità di chi ha piazzato l'ordigno poco dopo il rientro del giovane a casa, lasciando anche una lettera minatoria. Cappellari già tra novembre e dicembre aveva ricevuto minacce con l'intimazione a non scrivere più articoli riguardanti Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, noto per il suo impegno civile nella Terra dei Fuochi. I due si erano incontrati proprio ad Enego nell'estate 2024 in occasione di un convegno sulle mafie e poi nella parrocchia del Sacerdote alcune settimane fa. Quanto accaduto nella località dell'Altopiano ha destato preoccupazione anche in Campania, dove il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha riunito oggi un comitato provinciale straordinario per l'ordine e la sicurezza pubblica. A Cappellari continuano ad arrivare messaggi di solidarietà, ultimi quelli della CISL Veneto e della FNSI, principale sindacato dei giornalisti italiani, che ha annunciato l'intenzione di costituirsi parte civile in caso di procedimento giudiziario. Proprio da Don Patriciello intanto è arrivata una conferma importante, ovvero la sua presenza giovedì pomeriggio a Bassano al forum di Giovani in Festa. L'incontro, già fissato da tempo, si terrà alle 18:30 agli impianti sportivi di Santa Croce. Lo stesso sacerdote lo scorso febbraio aveva ricevuto una lettera minatoria con minacce di morte per lui, per la premier Giorgia Meloni e anche per Adriano Cappellari. A Bassano sono già in preparazione i dispositivi di sicurezza che normalmente accompagnano Patriciello, ma quanto accaduto ad Enego potrebbe far alzare ancora di più il livello dei controlli. Si addormenta sul bus di ritorno da scuola, salta la fermata e viene multato nonostante l'abbonamento mensile. Protagonista un ragazzo di 15 anni di Zero Branco. Sul caso interviene Adico, che chiede maggiore buonsenso. Doveva semplicemente tornare a casa dopo la scuola, ma un colpo di sonno gli è costato una multa da 58 euro. È accaduto a un ragazzo di 15 anni di Zero Branco che viaggiava sulla linea Treviso-Padova con un regolare abbonamento mensile. Addormentandosi durante il tragitto ha superato la fermata prevista. Al controllo ha subito spiegato l'accaduto, mostrando il proprio abbonamento, ma il titolo di viaggio non copriva il tratto successivo e il controllore ha elevato la sanzione. L'abbonamento non copriva la tratta fino a Scorzè. Una situazione per fortuna che non capita tutti i giorni, ma che certamente ci aiuta o ci dovrebbe aiutare a riflettere. Classico esempio come a volte anche il buon senso dovrebbe prevalere su quelle che sono certe regole che potrebbero rivelarsi anche assurde. Il giovane è quindi sceso alla prima fermata utile e ha chiamato la madre per rientrare a casa, una vicenda che ha fatto intervenire l'Adico, secondo cui sarebbe stato sufficiente richiedere il pagamento della differenza del biglietto senza ricorrere alla multa. L'associazione ora chiede l'annullamento del verbale, sostenendo che la buona fede del ragazzo fosse evidente. Speriamo che adesso, tramite il lavoro del nostro ufficio legale, la multa venga annullata. Certamente ci auguriamo che in un prossimo futuro queste situazioni non si possano più ripetere e ricordiamo che in questo caso il ragazzo è in regola con l'abbonamento, perché poi, svegliato dai controllori, si sono resi conto che un quindicenne non è certo un delinquente o un farabutto che vuole fare il furbo.
2 infermieri vicentini in vacanza salvano un bimbo di 13 mesi. Il pronto intervento è avvenuto su un aereo diretto in Marocco. Stavamo andando a fare 3 giorni di ferie io e mio marito in Marocco, e nel volo di andata, verso la fine del volo per fortuna, hanno chiamato un'emergenza tramite i citofoni dell'aereo. Ci siamo avvicinati e ci siamo accorti che l'urgenza riguardava un bambino di 13 mesi, era ipotonico, cianotico, privo di segni vitali. Abbiamo iniziato subito le manovre rianimatorie all'interno dell'aereo, chiaramente. Dopo 2 cicli, per fortuna, il bimbo ha ripreso i segni vitali ed è andato tutto a buon fine. Ecco. Per una manciata di giorni speravano di staccare dal loro lavoro di infermieri al pronto soccorso 118 dell'ospedale di Arzignano, ed invece l'imponderabile ha richiamato la coppia all'ordine. Un intervento concitato il loro con il defibrillatore in dotazione all'aeromobile incompleto ed eseguito nella fase di atterraggio all'aeroporto di Marrakech. Lì c'è stato un grande problema, che è stata la barriera linguistica. I bambini comunque erano stranieri, c'era un ragazzo che faceva da mediatore linguistico tra il marocchino e l'italiano. La mamma era totalmente agitata, una situazione che mi è già capitata in passato, la capisco. Quando ha visto che il bambino riprendeva i segni vitali ha tirato un sospiro di sollievo come io e lei, e si è calmata. Alla fine l'ho affidato all'ambulanza, insomma ai sanitari del posto, che era comunque lucido, orientato, vigoroso, e ci ha ringraziato tantissimo, è stato emozionante. Solo dopo per la coppia è iniziata la meritatissima vacanza, solo perché non si era in ospedale. Per loro non è bastato smettere di essere soccorritori e per questo rifiutano l'appellativo di eroi. Diciamo eroi, abbiamo fatto il nostro lavoro con il cuore in mano, è stato proprio un istinto primordiale quello di andare in soccorso di qualcuno, e ancora di più essendo un bimbo. Assolutamente no, io non mi definisco un eroe, io, come diceva comunque Ilaria, abbiamo semplicemente fatto il nostro lavoro. Io darò sempre tutto e ho dato tutto per il cittadino e per qualunque persona avrà bisogno di aiuto. Io sono un infermiere sia quando timbro il cartellino sia quando sono di riposo, per cui non mi definisco un eroe, io ho fatto solo quello che mi ha detto il mio istinto di fare. Sciopero della pesca a Chioggia, l'aumento del gasolio e l'ultima tegola su un settore già in crisi. Pescherecci di Chioggia si fermano per protesta e chiedono anche al governo i fondi del credito d'imposta sul gasolio. Domani ci sarà un incontro al Ministero. I pescherecci di Chioggia rimangono attraccati alle banchine. Oggi non si pesca e non si pescherà neanche nei prossimi giorni. L'esplosione del prezzo del gasolio dopo l'attacco militare di Stati Uniti e Israele all'Iran rappresenta l'ultima mazzata ad un comparto già in sofferenza. I pescatori in protesta chiedono al governo il rinnovo del credito d'imposta del 20% sul gasolio, ma sollecitano anche l'arrivo di quei contributi già assegnati e impantanati, dicono, nelle pastoie burocratiche della capitale. Già più o meno a metà marzo avevamo avuto questo provvedimento da parte del governo che aveva capito le difficoltà del settore, e noi abbiamo imprese molto energivore, consumiamo veramente molto gasolio e incide moltissimo sui costi dell'impresa. La marineria di Chioggia è tra le più importanti del comparto ittico nazionale, ma i problemi da affrontare sono parecchi, a partire da un cambio generazionale reso difficile anche dalle incertezze economiche del settore. Siamo partiti da quando è cominciata la guerra, perché avevamo il gasolio 75 centesimi, andare a pagare 1,35 € è diventato quasi il doppio, quindi il guadagno non va più a riprendere le spese, ma non è aumentato solo il gasolio, sono aumentate le casse, sono aumentate tutto quello che serve per riarmare la barca, e quindi il problema è grosso. Quanto si può andare avanti senza questi fondi che vi hanno promesso? Non andiamo più avanti, è fatica, veramente fatica. Abbiamo il problema che siamo quasi 1000 marinai, e l'indotto è di 1000 persone. Diciamo l'indotto più famiglie, più le famiglie e l'indotto che lavora dietro. La buona notizia intanto è che già mercoledì i rappresentanti dei pescatori di Chioggia avranno un incontro a Roma al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che nonostante un nome che guarda più alla terraferma che al mare, comprende anche una sezione sulla pesca marittima e l'acquacoltura. È un problema serio, è un problema non solo della marineria di Chioggia, di tutte le marinerie d'Italia. Noi come amministrazione comunale siamo molto vicini ai pescatori,
pescatori, e nel nostro piccolo cerchiamo di avere la filiera istituzionale per avere una risposta diretta. Certo. Il credito d'imposta c'è, è stato emanato, di burocrazia. È stato emanato 3 giorni dopo il problema. Noi speriamo nel prossimo Consiglio dei Ministri venga anche sviluppato anche per le mensilità di giugno. Il maltempo, ora vi abbiamo raccontato ieri in diretta nel nostro telegiornale la violenta perturbazione con vento forte e grandinate che ha provocato non pochi problemi, soprattutto nell'area orientale del Veneto e al confine con il Friuli Venezia Giulia. Sono previste ancora precipitazioni intense tra la serata e la nottata, intanto sono consistenti danni anche causati all'agricoltura. Immagini del pomeriggio di oggi a Mansuè con una nuova cella temporalesca in arrivo dal Friuli. La stessa che poi è passata per Chiarano con questa intensità di grandine. Ma il tempo che colpisce anche con vento forte come a Oderzo, dove è caduto uno dei grossi tigli di Viale Battisti. Abbiamo registrato danni molto importanti alle piante, in particolare ai vigneti, ai frutteti, alle orticole, e danni anche alle strutture. Quindi attualmente stiamo dando indicazione di effettuare prontamente gli interventi fitosanitari per contenere le infezioni che possono arrivare, e daremo nei prossimi giorni anche indicazioni su potature da effettuare e soprattutto come gestire le denunce alle compagnie assicurative. Aree e soprattutto percentuali di danni subiti dal mondo agricolo, come qui a Meduna di Livenza nel pomeriggio di oggi, e rilevati dal consorzio che è nato per proteggere economicamente dalla tempesta chi coltiva. E se per certe colture l'unica soluzione è una polizza assicurativa, per altre diventa essenziale la copertura con reti antigrandine. Per fortuna abbiamo le reti che hanno ottenuto sostanzialmente una discreta copertura rispetto all'evento che c'è stato, un evento eccezionale mai visto. A memoria posso ricordare nel 1993 una grandinata simile qua in zona. Qui grazie all'impianto i danni sono stati limitati al 30% della produzione, nonostante il notevole carico di grandine abbia sfondato in diversi punti la copertura. Ma tanti, sottolinea Amedeo Tonon, non mettono le reti perché per certe colture è antieconomico, ma nemmeno si assicurano. Le assicurazioni ultimamente hanno dei costi proibitivi per le aziende ortofrutticole e sostanzialmente facciamo fatica dal punto di vista finanziario a sbarcarsele. L'idea potrebbe essere quella di creare un fondo quando ci sono queste calamità che può sostanzialmente aiutare gli agricoltori che hanno magari bisogno di ripristinare le strutture o ripristinare le semine, gli orticoli e quant'altro. Intanto dopo il forte maltempo di ieri e di oggi si prevede un lento miglioramento con minori possibilità di grandinate. Ora la situazione migliora, le temperature vanno diminuendo, quindi viene meno tutto questo accumulo di energia. Comunque ancora per domani sera, diciamo dopo il tramonto, c'è possibilità di qualche fenomeno, naturalmente molto meno intenso, e poi un miglioramento ulteriore, la temperatura cala. Già da dopodomani le massime saranno nettamente al di sotto dei 30 gradi e così la prossima settimana, quindi sì, potremo avere dei peggioramenti, ma non sono previsti, per intenderci, temporali. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, spazio ora ad un'iniziativa di solidarietà che torna anche quest'anno in provincia di Treviso. Si tratta del gran concerto per mio figlio che si terrà sabato 4 giugno nella sala concerti dell'Odissea di Spresiano. Un concerto che ha avuto già nelle edizioni passate grandissimo successo e che ha un fine proprio solidale, perché l'intero ricavato verrà devoluto all'associazione per mio figlio e destinato all'umanizzazione delle cure pediatriche del reparto di pediatria appunto dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Saluto quindi gli ospiti che sono qui con noi quest'oggi, benvenuti e grazie per essere qui al tenore Francesco Grollo che canterà appunto
il 4, grazie per essere con noi, al dottor Stefano Martellossi, primario, direttore dell'unità operativa complessa di pediatria dell'ospedale Cafoncello, e in collegamento saluto e ringrazio Andrea Rizzo, presidente dell'associazione Per Mio Figlio. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno. Ecco, allora cominciamo da lei, Francesco Grollo, un appuntamento dunque che torna e che sicuramente è destinato, almeno a quello che tutti speriamo, ad avere un grande successo come quello delle edizioni passate. Beh, noi lo speriamo naturalmente. Innanzitutto permettetemi di dare un saluto e di augurare a tutti buona festa della Repubblica oggi, e parliamo naturalmente di un evento che è già stato ben consolidato. Abbiamo una compagine artistica importante, l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, il Coro Filarmonico Veneto, il Coro Accademia Tetracordo e poi tanti altri ospiti. È un evento che raccoglie un po' e abbraccia un po' questa iniziativa ormai da anni, e noi ne siamo fieri. È naturale che noi aspettiamo tanta gente, vogliamo che sia un successo come le scorse edizioni, e pensiamo sia un appuntamento importante non solo per il fatto naturalmente lo scopo benefico, ma anche per un appuntamento musicale che ha un repertorio e un percorso musicale di tutto rispetto. Allora, Andrea Rizzo, l'associazione Per Mio Figlio è un partner storico, no? Da oltre 30 anni di tutte le iniziative di umanizzazione che sono state avviate appunto nei reparti pediatrici dell'ULSS 2, unica destinataria del ricavato insomma, di questo concerto. Nello specifico quest'anno che cosa vorrete fare? Beh, allora innanzitutto grazie a tutti, un ringraziamento va a tutti i donatori, a tutti coloro che sono già stati presenti molte volte al concerto Per Mio Figlio, che ormai è diventato un grande classico di maggio. Un ringraziamento all'Odissea, un ringraziamento al maestro Grollo per questo evento fantastico. E non dimentichiamoci un ringraziamento per gli operatori che sono all'interno dell'USL e che curano i nostri bambini, i nostri ragazzi. L'associazione Per Mio Figlio è un ponte tra i donatori e tra le esigenze della pediatria. Poi il primario Martellossi vi spiegherà molto bene nello specifico quello che è stato fatto negli ultimi mesi, negli ultimi anni e quello che verrà fatto. Diciamo che questa volta noi raccoglieremo i soldi per un progetto veramente particolare che riguarda la nuova cittadella dell'ospedale di Treviso, ovvero l'umanizzazione dei percorsi per fare in modo che il tragitto che porterà bambini e famiglie al reparto materno-infantile della cittadella possa essere un percorso a misura di bambino, un percorso che possa dare una sensazione un po' diversa da quello che purtroppo oggi troviamo, che è un po' di quel grigio che noi vorremmo togliere sia dai muri ma soprattutto dalle emozioni e dal cuore dei bambini. Questo è un progetto che per noi è molto importante, così come tutti i progetti che vengono decisi dal comitato scientifico e che noi tramite la grande generosità del territorio riusciamo a realizzare. Grazie veramente di cuore. Grazie a voi naturalmente per tutto quello che fate. Professor Martellossi, dunque sono stati fatti in questi anni davvero tanti passi in avanti proprio per umanizzare sempre di più le cure, importantissimo per tutti, sappiamo che questo è uno degli obiettivi primari dell'azienda sanitaria, ancor più lo è laddove ci sono dei bimbi in ospedale. Certo, mi associo anch'io agli auguri che ha fatto Francesco per la festa della Repubblica, ricordando che tra le cose che la nostra Costituzione dice è la tutela al diritto alla salute, e lo ricordiamo oggi. Questo noi cerchiamo di declinarlo appunto con l'umanizzazione. La filosofia che assieme, che ormai da 30 anni, perché la storia di collaborazione tra l'associazione Per Mio Figlio e il materno infantile ormai quasi trentennale, ha tre principi che sono l'innovazione tecnologica, la formazione degli operatori e l'umanizzazione. Questi sono, diciamo, i nostri pilastri, possiamo dire, no? Nell'ultimo anno sono state portate a termine
molti progetti importanti, il più importante è la creazione della Stanza dei Sogni, che è un ambiente costruito sia dal punto di vista tecnologico con attrezzature sia dal punto di vista strutturale a misura di bambino, ed è una stanza dove vengono eseguite procedure dolorose o che provocano ansia nei bambini e nelle famiglie, in modo da ridurre al minimo il dolore e l'ansia. Purtroppo quando si va in ospedale bisogna fare già il piccolo prelievo per un bambino è un trauma, si deve fare un'infiltrazione di un'articolazione, una puntura lombare, e l'ambiente è fatto in modo sia strutturalmente con colori, c'è la musica, c'è un video sul soffitto dove passano i cartoni e i filmati, quindi il bambino sdraiato vede il video, un ambiente rilassante, e poi c'è la parte invece più tecnologica di somministrazione di farmaci che permettono il rilassamento, una blanda sedazione, con tutti gli operatori della pediatria che hanno fatto una lunga formazione, 2 anni di formazione prima di poter iniziare l'attività, e anche la formazione è stata finanziata dall'associazione. Quindi questo progetto ha previsto proprio la formazione degli operatori, la costruzione delle stanze, delle 2 stanze di analgosedazione, la stanza dei sogni e la tecnologia. Quindi, ed ha portato un grandissimo avanzamento assistenziale all'interno della pediatria. Abbiamo aperto il cinema, esistono 3 ospedali in Italia che hanno un cinema, noi siamo l'unico ospedale pediatrico, reparto pediatrico che ha un cinema, sono 27 posti, vengono fatte delle proiezioni 2 volte alla settimana per i bambini ricoverati, ma anche viene utilizzato per fare formazione, utilizziamo il mezzo cinematografico per fare formazione agli operatori, per fare incontri con i pazienti o con le famiglie, in cui un cortometraggio dà l'ispirazione, diciamo, poi a discutere su problematiche di salute e di relazione. Stiamo per concludere finalmente il progetto del vecchio biscottificio, che anche questo. Che questo era stato durante il Covid, poi dismesso per motivi contingenti, e che adesso, penso ormai mancano pochi mesi, verrà riaperto e sarà non solo il biscottificio dove si faranno i biscotti, ma la nostra idea è quello che poi sia anche un laboratorio dove i bambini e le famiglie possono imparare a cucinare anche su patologia specifica, il senza glutine, il bambino con il diabete, il bambino con alcune malattie. Quindi questi 3 sono stati, diciamo, i 3 progetti, e abbiamo anche, assieme all'associazione, ristrutturato l'Oasi in pediatria e il Giardino in pediatria, che è stata la prima importantissima intervento. Fiore all'occhiello da tanti anni, che c'era, che aveva bisogno dopo 20 anni di un po' di restyling, ed è veramente quello che ancora oggi identifica il nostro reparto. Uno spazio all'aperto, al 4º piano, con i fiori, con il ciliegio che fiorisce, con le panchine dove i bambini e le famiglie possono uscire nei momenti difficili di un ricovero, perché per quanto si cerchi è sempre un ricovero ospedaliero. Quindi questo, insomma, siamo contenti, orgogliosi, e speriamo fonte di grande soddisfazione, no, immagino, per voi poter offrire. Per tutti gli operatori anche che lavorano, perché anche questo è importante. Certo, tutto viene fatto per il bambino è al centro del nostro lavoro, ma per lavorare bene con il bambino è anche importante che il clima del personale sia il migliore possibile, e lavorare in un posto dove c'è l'umanizzazione, ci sono i colori, c'è la possibilità di formarsi, dà anche motivazioni al personale, ed è molto importante. Perché quella serenità, no, che circonda e che poi si vede no, anche nei stare bene, avere un buon posto di lavoro aiuta a lavorare meglio, a stare meglio. È un lavoro che qualche volta è anche difficile come il nostro, perché avendo a che fare con bambini ammalati non sempre, diciamo, è facile, ma lavorare, formarsi, imparare, lavorare in un bel ambiente sono poi modi per cercare di svolgere al meglio il nostro lavoro. Ecco, e quindi naturalmente tutti coloro che ci stanno ascoltando avranno capito quanto siano importanti anche queste iniziative, proprio perché consentono di raccogliere fondi che vengono poi utilizzati proprio per poter concretizzare questi progetti così importanti. Francesco Grollo, entrando nello specifico, insomma, dell'evento del 4 di giugno, vuole un po' raccontarci come si articolerà questo gran concerto?
concerto. Questo gran concerto naturalmente ha anche inserite delle piccole sorprese durante la serata. Abbiamo deciso però di fare un repertorio che sia, come dico sempre, un abbraccio per il pubblico, che sia un repertorio conosciuto, e passiamo dal repertorio classico. Abbiamo anche due solisti del mondo classico, il pianista, il maestro Antonio Camponogara, e abbiamo questo giovane violinista, un talento straordinario, Vikram Francesco Sedona. E facciamo questo percorso musicale che fa partecipare un po' anche il pubblico. È naturale che non vi posso svelare tutto in questo momento, però abbiamo pensato di donare al pubblico un momento fatto apposta anche per loro, oltre a tutto il concerto. E contiamo assolutamente di avere questa partecipazione, che per noi è importante, perché come diceva il dottor Martellossi, fare musica, forse lo scopo della musica potrebbe essere veramente questo, che ci dà grandi soddisfazioni. Aprire un po' il cuore alle persone e riuscire in qualche modo a portare avanti un progetto che va oltre il fatto dell'ascolto o del divertimento musicale, ma che ha un fine, che è quello di aiutare le persone, gli operatori che lavorano tutti i giorni a stretto contatto con la difficoltà, la malattia, che sappiamo bene che l'atmosfera che viene creata anche durante il concerto, si parlerà, avremo un momento in cui naturalmente il dottor Martellossi assieme al direttore generale e ad altre personalità parleranno al pubblico. È importante far capire anche al pubblico attraverso la musica, che credo sia forse il linguaggio universale più potente che abbiamo, quello che stiamo costruendo naturalmente sulla provincia, e in particolare naturalmente per i reparti pediatrici dell'ULSS 2. Vedo che attraverso la musica, almeno nella mia esperienza, ormai trentennale, anche quest'anno io festeggio i miei 30 anni di carriera, vedo che la musica riesce ad arrivare con dei messaggi molto più intensi e molto più chiari. E magari di tanti altri mezzi, quindi insomma ben venga, no? Credo di sì, perché riuscire a coinvolgere il pubblico in questo percorso musicale. Poi noi abbiamo fatto in modo, ripeto, anche per il biglietto d'ingresso di fare un prezzo comunque popolare, e vorrei dire che tra l'altro c'è la possibilità per il pubblico di acquistare sia direttamente all'Odissea oppure anche online. Ricordo sempre che il concerto sarà dopodomani alle 20:45 presso l'Odissea di Spresiano. Ci sono ancora posti liberi? Ci sono ancora posti, ma sono in via naturalmente di esaurimento, perciò vi invito naturalmente a prenotare, ma soprattutto anche perché io vedo che è un ritrovo fra la gente, fra le persone, è un ritrovo di un appuntamento che viene fatto annualmente, e questa è una cosa importante. Ripetere un appuntamento musicale così importante ha uno scopo assolutamente anche del luogo. Intendo dire che molto spesso i concerti si fanno molto spesso in città, ma a me piace l'idea di portare anche un evento così importante anche in provincia, in modo tale che anche le persone della provincia abbiano la possibilità di accedervi, anche perché, ripeto, abbiamo una compagine importante musicale, siamo quasi più di 100 persone in palcoscenico, tra coro, orchestra e solisti. Cioè anche l'impatto visivo è un impatto importante. Direi proprio di sì. Andrea Rizzo, l'abbiamo ancora in collegamento? Sì, eccolo qui, presidente dell'associazione per mio figlio. Allora, volevo chiederle come è nato questo vostro impegno, che si concretizza con questo concerto, ma anche con altre iniziative nell'arco dell'anno che voi fate proprio sempre con questo obiettivo. Ma noi, come anticipava il primario Martellossi, abbiamo una storia ormai trentennale. Nasce da un gruppo di amici che si ritrovano, creano un consorzio di aziende, cosa già particolare per l'epoca, che decide di raccogliere dei soldini da investire in progetti che hanno a che fare col materno infantile per aiutare bambini e famiglie ad avere cure umanizzate. Arrivano primari come la dottoressa Agostini, che a suo tempo hanno la visione, l'illuminata visione di dire: qui ci serve qualcosa per fare in modo che i bambini vivano il loro passaggio in pediatria nella maniera più naturale possibile, non rinunciando al gioco, non rinunciando alla scuola, e nasce l'Oasi, nasce il giardino della pediatria, nascono le stanze dell'Oasi di pediatria, e da lì, visto successo,
che il progetto ha avuto, ma soprattutto la risposta del territorio, la capacità di donare del territorio, da lì non ci siamo più fermati, perché abbiamo visto solo risultati che sono stati incredibili. In oltre 30 anni abbiamo raccolto milioni di euro di donazioni, donando tecnologie, donando formazione, donando attività, donando luoghi. Perché? Perché sono quelle visioni che i primari e che i professionisti hanno per rendere la vita delle famiglie e dei bambini all'interno delle pediatrie migliore. Quindi un invito a tutti per esserci dopodomani, perché oltre a godere di un fantastico evento, di una musica incredibile, facciamo anche del bene al territorio, quindi vuol dire fare del bene a noi stessi, fare del bene alle nostre famiglie, fare del bene ai nostri bambini. E credo che i risultati che tutti assieme stiamo raggiungendo siano veramente incredibili. Non a caso la pediatria dell'ospedale di Treviso viene visitata da tantissime altre parti del mondo per vedere come si crea un'eccellenza. E questo anche grazie ovviamente al personale medico, perché alla base di tutto c'è una necessità di cura, e quindi ulteriore ringraziamento a tutti gli infermieri, i medici che ogni giorno si prendono cura dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Ecco, senz'altro il territorio ha risposto anche con grande entusiasmo, con grande generosità in tutti questi anni. Dottor Martellossi, per quanto riguarda proprio quest'ultimo progetto a cui è finalizzato il ricavato del concerto del 4, vuole spiegarci un po' meglio di che cosa, certo, che cosa avete in mente? Mi rifaccio un po' quello che ha detto anche Francesco Grollo. La musica, l'arte, la bellezza curano, servono a curare noi anche quando stiamo bene, e servono ancora di più quando uno è in una situazione di difficoltà, anche i bambini. Quindi questo è un progetto visionario. Perché è un progetto visionario? Andrea Rizzo un po' l'ha già spiegato. È il nostro progetto di portare all'interno della cittadella e dei percorsi pediatrici, in questo caso per la prima volta la pediatria come reparto non è coinvolta. Ma perché la pediatria rimane dov'è? Non va nella città, è rimasta e rimarrà infatti, anche, no? Rimarrà, per adesso rimarrà, poi non si sa, le progettualità le vediamo, però in questo momento rimarrà. In cittadella c'è l'ostetricia e la ginecologia, quindi gravidanza, c'è il nido, c'è la terapia intensiva neonatale, c'è la sala operatoria dedicata ai bambini, c'è uno spazio della radiologia dedicata dei bambini, e tutti questi spazi noi vorremmo caratterizzarli all'interno della cittadella, quindi creare dei percorsi che servano a guidare le persone quando entrano nell'ospedale, ma anche e soprattutto questi percorsi a caratterizzarli con l'arte, portare l'arte all'interno dell'ospedale. Quindi stiamo cercando di coinvolgere appunto artisti, soprattutto artisti dell'illustrazione per l'infanzia, professionisti del design anche ospedaliero, quindi è un progetto ambizioso perché sono molti gli attori che devono partecipare. Però credo che è un progetto che poi dovrà portare a tutti gli ambienti, saranno tutti gli ambienti esterni, non sono gli ambienti all'interno dei reparti, quindi sale d'aspetto, corridoi, in cui il materno infantile verrà caratterizzato. L'altro progetto che ci tengo, perché anche su questo sia Grollo ma sia Andrea l'ha detto, da quest'anno abbiamo iniziato a collaborare anche con tutte le pediatrie dell'US 2. La ONLUS per mio figlio non è solo la pediatria di Treviso, non è solo il materno infantile dell'ospedale di Treviso, che è l'ospedale hub certamente, ma sono anche le altre pediatrie dell'US 2, Montebelluna, Oderzo, Conegliano, e con i primari siamo già incontrati, perché vorremmo portare l'umanizzazione anche all'interno delle pediatrie, si dicono POC, le pediatrie più piccole con le quali collaboriamo, con le quali stiamo cercando anche stiamo attuando una rete anche assistenziale, in maniera che ci sia, come posso dire, una identificazione di azienda, di provincia, sia nelle modalità di lavoro, sia nella formazione, ma anche nella umanizzazione. A noi piacerebbe che tutte le pediatrie dell'US 2 avessero una loro filo che le lega,
è che costruendolo assieme alla Onlus l'idea era quello di creare il percorso. La pediatria di Treviso ha un percorso pediatrico, uno va in pronto soccorso, poi c'è il coniglietto con i piedini a terra che porta verso la pediatria. Beh, quello noi vorremmo un po' riportarlo anche nelle altre pediatrie, in maniera che tutti gli utenti quando arrivano nelle pediatrie trovano lo stesso coniglietto, la Onlus e gli stessi piedini che accompagnano i bambini nel percorso. Quindi materno-infantile, umanizzazione, l'arte all'interno della struttura ospedaliera è magnifico, non è facile neanche per noi entrare in questa logica, no? Applicare l'arte anche per un percorso sanitario è una tanta roba. Sì, non siamo proprio abituati. Non siamo abituati, ma la Onlus proprio fa questo, i progetti erano visionari. 30 anni fa nessuno pensava di poter fare un giardino pensile in pediatria o un cinema. Certo. Ecco, noi vogliamo avere progetti che siano innovativi e che portino qualcosa di nuovo all'interno dei nostri reparti. E questo per i mi bambini, pare che lo sia Speriamo veramente. Di sì. Allora, dobbiamo chiudere, è finito il tempo, allora rinnoviamo proprio 10 secondi l'appello. Francesco Grollo. Dopodomani, giovedì 4 giugno, 20:45, gran concerto per mio figlio all'Odissea di Spresiano. Dico anche che c'è non solo la raccolta fondi tramite l'ingresso, il biglietto SIAE, che è comunque un documento fiscale, ma chi vorrà lasceremo una brochure sui posti, ha la possibilità di farlo anche tramite IBAN, perciò la gestione è assolutamente trasparente e chi vorrà potrà naturalmente contribuire anche con un bonifico al progetto. Chi vorrà potrà farlo tranquillamente, questa è la nostra gestione. Grande concerto, grande programma musicale, naturalmente vi aspettiamo veramente con grande gioia. Grazie allora a Francesco Grollo, grazie al dottor Stefano Martellossi, grazie ad Andrea Rizzo in collegamento per tutto quello che fate, naturalmente ricordatevi di questo appuntamento. Grazie a tutti voi telespettatori per essere stati con noi, termina qui questa prima edizione dei nostri telegiornali, subito dopo la sigla come sempre l'appuntamento è con il nostro meteo. Arrivederci, buon pomeriggio e buona festa della Repubblica.